Per Novelli che la fa passare, ha segnato il Nicasio, la palla rimane lì, il tiro e l'1-0 dell'Ospitaletto per Lingue, era di rigore, la sentenza di Lingue, nono gol stagionale, vantaggio Casatese, il pallone passa per Padua, Banatti in area, Banatti supera il difensore, Banatti dentro e gol! Amici di BPTV, buonasera, ben ritrovati a D-Time, ultima puntata della stagione. Cala il sipare sul campionato di Serie D, parleremo come sempre del girone B, un girone che ha emesso tutti i suoi verdetti. Dunque, Ospitaletto vince il campionato, Palazzolo, Desenzano, Casatese, Folgore vanno ai playoff, mentre retrocedono Arconatese, Ciliverghe, Fanfulla e Magenta. Vado a salutare subito i miei colleghi, i miei compagni di viaggio. Ciao Ivan. Ciao Piero. E ciao. Ciao. Mi dispiace non c'è Nicola, ma perché questa sera volevamo essere tutti quanti, invece vabbè, comunque c'è Asia, Buonasera. ben trovata tra noi, anche se tu sei sempre di là, sempre lì dietro. sei sempre presente il lunedì. Andiamo a salutare anche Lorenzo De Meo. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene? Benissimo, voi come state? Stiamo bene, ultima puntata, siamo arrivati all'epilogo finale, Ospitaletto campione, meritatamente, l'abbiamo già detto, già tutta settimana che ne parliamo, questa sera avremo anche Quaresmini, tra poco si collegherà con noi, un primato meritato, giusto Lorenzo? Sì, assolutamente, per quello che ha fatto vedere nell'arco di tutta la stagione, un primato meritato, l'abbiamo ripetuto più volte, è stato un campionato importante di primo ordine in cui hanno fatto vedere di essere di fatto la squadra più forte. Ivan, tu ieri eri a Desenzano? Desenzano, sì. Ok, come è andata? Bah, mi sembrava più una classica partita da fine campionato, nel senso che, ma Gaburro anche nel post partita l'ha detto che ha tenuto tanti giocatori in panchina perché c'erano i playoff, quindi voleva evitare eventuali gialli, e infatti la prestazione del Desenzano è stata abbondantemente insufficiente sotto tutti i punti di vista, qualsiasi giocatore. La Castellanzese dal canto suo, esattamente come aveva fatto con la Pro Palazzolo,
è andata sul campo del Desenzano per vincere, ha dominato tutta la partita, ha fatto 2 gol praticamente, uno all'inizio del primo tempo, uno alla fine del primo, e c'è da sottolineare un contributo importante da parte di Amedeo Mangone, perché chiude da imbattuto da quando è subentrata la Castellanzese. La Castellanzese chiude il campionato con l'ultima sconfitta a fine febbraio, quindi salvezza direi più che meritata. Diciamo che è stata la svolta, è stata proprio quella per la Castellanzese. Sì, come lo è stata Scavo per il club. La chiave vincente è stata praticamente il mister che è arrivato alla sua prima, ha vinto anche a Palazzolo. Subito all'esordio. Subito ha vinto Palazzolo. Bene, adesso stiamo vedendo anche gli highlights, mentre continuiamo a vederli. Asia, questo campionato è finito, la classifica è giusta secondo te? Dice tutte le misure sono giuste, quindi chi è primo è giusto che fosse lì, secondo, il terzo, il quarto e il quinto sono... Beh, diciamo che come dicono sempre gli allenatori, gli addetti ai lavori, poi il campo parla, di solito il campo ha sempre ragione, quindi un Ospitaletto che vince con 5 punti di vantaggio su Pro Palazzolo, 6 sul Desenzano, che a inizio stagione forse erano queste due le squadre che tutti davano come favorite, quindi Pro Palazzolo e Desenzano. Per quanto riguarda invece poi le squadre che sono retrocesse, ieri abbiamo avuto anche la quarta retrocessa, ovvero il Magenta, all'ultimo proprio perché la partita con la Varesina è finita 1-1 con 2 gol alla fine nei primi 10 minuti di partita. Dall'altra parte poi Ospitaletto Crema che è finita 3-3 proprio all'ultimo secondo, e quindi un Magenta che lascia la categoria dopo comunque un girone di ritorno molto difficile, dove è stata la squadra che ha fatto alla fine meno punti. Lorenzo, tu sai la questione del Magenta che si è risentita del gol all'ultimo minuto del Crema, e di conseguenza ha condannato, e sui social mi diceva Ivan che... Sì, allora diciamo che io non avevo capito che anche ieri al 91esimo minuto Emanuele aveva menzionato il fatto che se fossi il Magenta mi sentirei un po' avvelenato in questo momento. Io non sapevo ovviamente al momento a che cosa si riferisse, forse lui li aveva visti, non lo so, non credo. Comunque, guarda caso, oggi sono usciti diciamo alcuni video della partita di ieri e diciamo che sono apparse parecchie polemiche sul web in generale sul gol del 3-3 del Crema, perché l'autore del 3-3, adesso mi sfugge il nome, colpisce totalmente indisturbato in mezzo all'area con una difesa, si è diciamo incriminato all'Ospitaletto di avere una difesa abbastanza ferma nel corso del calcio d'angolo, e questo gol del 3-3, quello che poi ha condannato il Magenta, di risposta oggi l'account ufficiale del Magenta su Instagram ha preso proprio il video del gol e ha detto e ha scritto sotto che questo è il gol che ci ha condannato, commentate voi, ecco, è tutto da vedere comunque sui social. Diciamo che comunque le immagini parlano nel corso del gol del 3-3, però insomma sono cose che comunque si possono vedere da diversi punti di vista, ecco. Esatto, di per dirsi, tu come la pensi? Allora, onestamente ho visto anch'io il video che diceva Ivan. È difficile dare un giudizio, penso però che comunque l'Ospitaletto era... Probabilmente è stata l'ultima azione, questo non lo so perché non ho visto la partita per intero, probabilmente era già col pensiero anche Musso, come ci ha sempre detto, voi vedete solo gli highlights, esatto, e non potete giudicare una partita. Poi hanno fatto 3 gol comunque, c'è ragione, quindi Paolo Musso, però alla fine noi non è che possiamo vederle tutte le partite, in questo caso abbiamo saputo di questa discussione sui social da parte di altre società e di conseguenza... Allora, vediamo qual è il gol e poi andiamo con il nostro ospite intanto. Sì, comunque parlavamo del 93esimo. Adesso dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare adesso? La prossima, allora dovrebbe essere forse la prossima azione. Vediamo un attimino. Lorenzo, tu come la pensi intanto? Mentre aspettiamo il gol. Eccolo qua, questo. Perfetto. Vabbè, insomma, è sempre un gol. Va bene, Lorenzo. Piero, il campionato dura 38 partite. Non puoi aspettare l'ultimo minuto, bravissimo, lo stavo dicendo anch'io. Non puoi basarti tutto sull'ultimo minuto della 38esima giornata. Nell'ultimo minuto, con una squadra che sta vincendo, ha vinto il campionato, che entra con i bimbi in mano, che ha festeggiato. Giustissimo. Una situazione che inevitabilmente portava leggerezza e nessuno poteva aspettarsi che andassero a giocare una partita alla morte, ma è giusto che sia così, uno non vuole
insomma, si gode l'ultima partita, c'è la festa E tutta nello settimana stadio. che festeggiano anche quelli dell'Ospitaletto, E quindi fanno bene e spero che proseguano perché hanno fatto un'impresa pazzesca. esatto. Ti fermo e vado ad introdurre subito il nostro ospite Andrea Quaresmini. Buonasera mister. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, buonasera e prima di cominciare Buonasera. complimenti per questo campionato vincente e avvincente sotto tutti i punti di vista. Quindi complimenti davvero. Grazie, grazie. Allora, parto prima io a chiedergli subito la domanda più classica: che campionato è stato per l'Ospitaletto? Vabbè, è stato un campionato molto impegnativo perché siamo andati, a mio avviso, oltre le più rosee aspettative, nel senso che non eravamo partiti sicuramente con il pronostico a nostro favore, però partita dopo partita siamo sempre stati competitivi, ci siamo sempre detti il desiderio di arrivare a quello che abbiamo raggiunto, ce lo siamo sempre detti nello spogliatoio, però all'inizio era più un capire che fastidio potevamo dare alle avversarie. Di partita in partita siamo andati avanti con questa mentalità, che poi è quella che ha portato a arrivare al successo, perché è una squadra che ha sempre lavorato bene, una squadra che è sempre compattata, è sempre rimasta compatta nelle difficoltà, e penso che tranne un periodo dove abbiamo un po' balbettato, abbiamo avuto una regolarità abbastanza consecutiva nell'arco del campionato, quindi penso che sia stata una stagione molto positiva e il gruppo ha fatto la differenza, perché veramente questi ragazzi sono stati straordinari. Quando avete preso la consapevolezza di potercela fare? Cioè, a che punto del campionato c'è stata questa consapevolezza interna da parte di tutti quanti? Ma sicuramente noi ci siamo basati tanto sul girone d'andata, dove abbiamo fatto Benissimo. tanti punti. Quando abbiamo avuto la difficoltà lì abbiamo un po' vacillato, perché comunque stavamo perdendo dei punti, ma quello che ci dava forza era che comunque le squadre avversarie non recuperavano più di tanto. Secondo me la svolta è stata quando c'è stata la sosta, che siamo andati a karate e da lì siamo ripartiti, e ci ha dato quel risultato e quella prestazione, ci ha dato la convinzione di poter arrivare fino alla fine. Mi sembra che anche Paolo Musso ha detto che proprio quella partita lì hanno avuto la convinzione. Ha No, detto non è stata quella. quella Io l'ho Condese- detto, se l'ho sempre Pensavo. detto che era karate, che secondo me c'era stata la Che svolta. lui ha detto invece non ce lo meritavamo Secondo lui di perdere. lì meritavamo di vincere e non di pareggiare. Ok, sì, Però perfetto. per me a livello di consapevolezza era nata lì, diciamo, un po' la vittoria del campionato. Io partirei subito con Lorenzo, con le sue non domande ma analisi. L'analisi di Lorenzo. No, io una domanda volevo fare. Stasera mi fa la Ciao, domanda. mister, volevo chiederti, no, la vostra rosa quest'anno è stata veramente un magnifico mix tra giovani già però importanti, affermati, anche che avevano fatto già numeri importanti nella scorsa stagione, e giocatori davvero esperti con tante primavere alle spalle, che sono stati giocatori, come dire, parlano anche semplicemente le presenze fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Ecco, volevo chiederti che ruolo hanno avuto questi giocatori, chiamiamoli esperti, nell'ambito della tua gestione vincente. Penso alle situazioni di difficoltà, che cosa hanno dato al gruppo con la loro esperienza? Sono stati da guida verso i più giovani, e se sì, in che modo? Ma beh, sicuramente la nostra fortuna è stata di avere dei giovani forti, nel senso, parlo di Gualandri, Sguarneri, che avevano già dei campionati di vertice in Serie D alle spalle, quindi non li consideravo neanche giovani. Quello che è andato oltre le aspettative, che è un bravissimo giocatore, Cantamessa, che è un 2006, quello era il primo anno che si affacciava con i grandi, ma ha dimostrato di essere un giocatore dalle notevoli qualità. Quindi, e poi vabbè, c'era Bonardi, noi avevamo il 2005 in porta, che comunque aveva già dei campionati anche per le spalle, quindi su quello avevamo già comunque dei giocatori con una
discreta esperienza. Poi avevamo giocatori che diciamo anziani tra virgolette, che sono quelli che hanno tenuto in piedi lo spogliatoio sempre, formando un gruppo di lavoro importante con una mentalità forte, nel senso che io parlo di mentalità forte nel senso che questa è forse, se non l'unica, una delle poche squadre che ho allenato, che ho visto che nelle difficoltà si è sempre compattata, nelle difficoltà ha sempre cercato delle soluzioni invece che delle scusanti. E poi c'è stato delle volte dove hanno trovato soluzioni migliori e delle volte meno bene, però è una squadra che non ha mai, e lo testimoniano anche i risultati, non ha mai sbandato, perché comunque noi di grosse sconfitte, numericamente parlo di gol subiti, non ne abbiamo fatte. È sempre stata una squadra compatta, e è anche vero che è una squadra che non abbiamo mai fatto goleade per fare delle vittorie, a confronto magari, faccio un esempio del Palazzolo, dove ha fatto delle vittorie suonanti e magari ha incappato in delle sconfitte dove vedi Casate, dove sono state altrettanto, che in quel momento lì secondo me è un duro colpo psicologico. Noi di questi grossi colpi non ne abbiamo mai presi, quindi abbiamo sempre avuto la continuità e la convinzione di quello che erano i nostri mezzi, di quelle che erano le nostre qualità. Poi è normale che avevamo giocatori singoli che in certi momenti della partita te la potevano risolvere, quindi però quello che è stato che la compattezza del gruppo, perché anche quando c'è stato bisogno di cambiare comunque i vari Lucenti, Cerri, Keiros, Peli, che magari hanno fatto grossa parte del campionato, ma non magari tutta completa, però hanno sempre dato il loro apporto, e questo è stato molto importante. Non dimentichiamo Mozzanica, che ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori tanto tempo, ma quando è rientrato, che ha preso la condizione, ci ha risolto 2 partite fondamentali, quindi vedi che in questo aspetto il gruppo ha fatto la differenza, perché tutti, e io l'ho sempre predicato dal primo giorno, si dovevano sentire importanti. Per poter arrivare a un obiettivo così grosso c'era bisogno di tutti, c'era bisogno che tutti si sentissero importanti. Poi per come dico io, essere giocatore importante non vuol dire giocare 90 minuti, si può essere importante anche giocando meno. Stando in panchina. Sì, perché comunque i tuoi compagni ti riconoscono come un giocatore importante, a prescindere che tu sia più o meno titolare. Ivan. Sì, mister, intanto buonasera e complimenti per il campionato. Le volevo chiedere una cosa, perché nei momenti di difficoltà il fatto che comunque dagli addetti ai lavori o comunque dagli gli uomini del mestiere, ecco, diciamo che spesso venivate messi nel mirino perché non facevate quel risultato che poteva allungare, che poteva dare quel margine in più, diciamo quella sicurezza, vi ha un po' motivato da quel punto di vista? Cioè all'interno dello spogliatoio il fatto di essere comunque nel mirino nonostante steste facendo una grandissima stagione, è stata una motivazione in più per dire dimostriamo una volta per tutte che siamo noi più forti? Ma no, guarda, noi abbiamo sempre avuto la convinzione di essere una squadra importante. Sicuramente sarei un bugiardo se dicessi all'inizio di essere la squadra che poteva fare il campionato che abbiamo fatto, però penso che abbiamo sempre avuto le motivazioni, anche nel periodo dove abbiamo tentennato con i risultati, ma era solo un discorso di risultati, perché se guardate le prestazioni, infatti l'ho sempre detto alla squadra, io posso imputarvi 40 minuti col Sondrio dove non ho visto la mia squadra. Le altre partite un po' errori singoli, un po' situazioni che ci stanno in un campionato dove c'è il momento dove che alla prima difficoltà ti fanno gol e quindi diventa complicato andarla a riprendere, però la squadra ha sempre fatto prestazioni positive e ha sempre cercato di andare a pareggiare o a vincere le partite anche quando si trovava sotto, e quindi ha sempre avuto quella forza di volere, di poter andare a recuperare il campionato. Cioè, non ho mai visto la squadra in difficoltà fisicamente o mentalmente. Forse quello che ci ha aiutato
come vi dicevo prima, è il fatto di quella sosta prima della Caratese, dove mentalmente, per i risultati, un po' per il cammino che avevamo fatto, eravamo un po' stanchi mentalmente, e quella settimana lì ci ha dato, secondo me, un po' da riprendere fiato, e da lì siamo ripartiti, perché comunque io ero convinto che la squadra potesse reagire a questa avversità, perché fisicamente la vedevo molto bene, le prestazioni c'erano, era solo da cercare di passare questo momento particolare nel miglior modo possibile, perché alle prime difficoltà subivamo gol e quindi le partite tante volte c'erano in salita. Adesso non lo so, faccio un esempio, con San Giuliano abbiamo perso 1-0 prendendo un gol da 30 metri su un mezzo infortunio del portiere, però dopo non abbiamo più rischiato niente, abbiamo fatto la partita e non siamo riusciti a pareggiarla. Però analizzando la partita dal mio punto di vista non potevo incriminare niente sotto l'aspetto della prestazione ai ragazzi, quindi c'era da credere in quello che stavamo facendo, che in quel momento lì magari non ci stava pagando sotto l'aspetto dei punti, però la squadra era viva, era competitiva, e quindi c'era da continuare a credere in quello che stavamo facendo. Perfetto, ti voglio rispondere anch'io alla domanda, la motivazione. Allora, quest'anno mi voglio prendere un merito. Come ho motivato io Paolo Musso, quest'anno certo. non l'ha motivato nessuno, quindi mi prendo un merito con Paolo, mister, solo con Paolo Musso, che era una cosa nostra tra me e lui. Detto questo, Asia, tu invece? Sì, io vorrei fare innanzitutto complimenti al mister per questa vittoria, poi prima della domanda un piccolo pensiero. Io ho visto l'Ospitaletto una sola volta dal campo, da bordo campo, era la 6ª giornata, mi ricordo era anche il debutto a bordo campo con Bepi, la partita tra Nuovo Sondrio e Ospitaletto, e mi ricordo proprio le parole che diceva prima il mister, che mi aveva detto il direttore Paolo Musso nell'intervista pre-partita, cioè lui diceva sì, siamo partiti bene, noi vogliamo dare fastidio, e si percepiva che non erano solo magari parole di circostanza, ma era proprio poi, come diceva il mister, la mentalità che voleva avere questa squadra, quindi complimenti per la vittoria. E le volevo chiedere invece se riesce a darci 3 momenti, 3 fotogrammi, immagino che comunque durante la stagione è una stagione intensa, anche ha avuto tanti momenti, non so, quando tornava a casa magari dagli allenamenti o dopo le partite, 3 momenti che le hanno dato una spinta in più in questa stagione. Vabbè, sicuramente il girone d'andata c'è stato vari momenti dove abbiamo fatto delle vittorie importanti, soprattutto dopo aver fatto la sconfitta di Desenzano, il pareggio che avevamo fatto prima, il pareggio con la Varesina, sconfitta col Desenzano e pareggio con la Caratese, e poi abbiamo inanellato, se non mi sbaglio, 13 punti su 15 o una cosa così, comunque 4 vittorie e un pareggio in 5 partite, e quello sicuramente è stata una dimostrazione importante della nostra forza, perché lì, come dicevi bene te, eravamo ancora nell'ambito del dar fastidio a tutti, perché comunque non nascondo che io da tanti anni che non facevo più la Serie D, avevo una certa curiosità nel capire a che punto o che grado di qualità avesse la mia squadra, e dunque abbiamo ragionato tutto il girone d'andata sul fatto di voler dar fastidio e capire chi eravamo soprattutto. Poi nel girone di ritorno siamo partiti bene, perché abbiamo fatto 3 vittorie di fila, e è venuto lo stop col Sondrio, quello che Sondrio e San Giuliano uno dopo l'altro, e anche lì comunque dopo ci siamo comunque riassestati, e dopo penso che l'altro passaggio sia stato dalla partita con la Caratese e la vittoria di Desenzano. Penso che quelle 2 partite lì sono quelle che ci hanno dato una botta di autostima che ci ha consentito di poter fare risultato sia col Fanfulla, sia col Prosesto, sia col Clan Milano. Cioè di far vittorie. Dopo abbiamo pareggiato e festeggiato col Ciliverghe, e domenica questa era una festa, e mi riallaccio al discorso che stavate facendo prima,
e non trovo giusto, perché comunque la squadra ha dimostrato di far 3 gol, che è vero che li ha anche subiti, ma in un contesto di festa. Io ero preoccupato, avevo chiesto ai ragazzi di onorare il campionato, nel senso che finire una partita dove non eravamo noi, e magari perdere anche sonoramente, o comunque perché avevi proprio staccato tutto, non mi sembrava adeguato. Penso che la squadra ha dimostrato anche ieri di poter fare. Il 3 pari è stata una casualità, perché se guardate sul calcio d'angolo c'era un giocatore libero, che è stata una casualità che non ci siamo capiti, la colpa è in parte anche mia, però il Crema poteva far gol anche in altri momenti, come noi potevamo farcene altri, ma noi era il fatto che giocavamo con la serenità. Assolutamente sì, ma sai quanti gol, mister, si fanno? Il fatto è che mi dispiace che il Magenta si attacchi a questo, perché come hai detto te, Piero, a inizio trasmissione, è la squadra che ha fatto meno punti nel girone d'andata, e per di più del girone di ritorno, scusa, e per di più viene a sindacare sul risultato di un'altra squadra, quando tu una partita che se all'ultima giornata veramente vuoi salvarti la devi vincere, l'hai pure pareggiata e si viene a sindacare su un gol di un'altra partita che lascia il tempo che trova. Assolutamente sì, ma poi non le trovo una cosa giusta. Prima io penso a quello che potevo determinare io, se la mia squadra fosse stata nella posizione avrei recriminato su quello che potevo determinare io, cioè vincere la partita. Mister, ma sai quante durante la stagione, durante tutte le 38 partite, quante squadre hanno segnato al 93esimo, al 94esimo e non siamo andati mai a vedere, perché non era così fondamentale? Ma io mi dispiace, perché il concetto è sbagliato, perché se il discorso che possono fare i tifosi del Magenta mi va bene se loro avessero vinto la partita, certo. Ma siccome loro hai l'opportunità della vita, vuoi salvarti, vado là e devo vincere la partita. Se vinco la partita e dopo qualcosa va strano, posso recriminare, ma se io vado a Resina e non vinco, ma io devo recriminare con me stesso e con i miei giocatori, non con gli altri. Mister, la classe... No, giusto. Sì, no, anche perché sarebbe bastato un risultato migliore del Magenta rispetto al Crema per fare i play-out, quindi Ma sì, ma ovviamente si sono attaccati, come diceva Lorenzo, hai tutta la stagione per recuperare l'ultima partita. Sì. Mister, guardando la classifica, togliendo l'Ospitaletto, che appunto è prima, Palazzolo, Desenzano, Casatese e Folgore, posizioni giuste? Ma sì, per le qualità delle rose, diciamo che quelle che sono un po' penalizzate sono state Palazzolo e Desenzano, che sulla carta avevano rose comunque da poter fare un campionato molto più importante. Io penso che la Casatese forse è quella che ha fatto il campionato migliore. Ecco, a giro, mister, si sono avvicinate un po' tutte e quattro, ma a volte la Casatese era seconda, a volte la Folgore, a volte Desenzano, a volte Ospitaletto. Quale di queste, quando erano secondi, erano lì col fiato sul collo, ti preoccupavano più di ogni altra cosa? Cioè la Folgore ormai, quando era lì, che poi è andata a Club Milano e l'ha persa quella partita, ma se avesse vinto, cioè c'era... Ma sì, Piero, senza andare lontano, se noi lo scontro con la Caratese lo perdiamo, andiamo a pari. Comunque lì bastava leggere una partita, ma dopo la stagione la puoi leggere come vuoi. Noi abbiamo pareggiato con la Casatese, c'è stato un momento che la Casatese l'avevamo a 5 punti, 4 punti, ma noi abbiamo pareggiato al ritorno con la Casatese, giustamente, però ci hanno pareggiato al 50esimo del secondo tempo. Se noi analizzavamo solo su una partita potevamo dire, vedi, se vincevamo quella partita avevamo già vinto con 3 giornate d'anticipo. Però ci sono stati tantissimi momenti, forse la nostra fortuna è stata proprio quella, che si alternavano loro a inseguirci, non c'è stata una fissa che c'è sempre stata col fiato sul collo. Poi il Desenzano all'inizio, poi è arrivato il Palazzolo che è arrivato anche a 2 punti, poi è stata per un bel po' a 3 punti, 4 la Caratese, poi ultimamente si è insediata la Casatese e quindi si hanno fatto un po' si alternavano e giocavano, facevano gioco. tutto il vostro gioco, è giusto? Vabbè, certo, anche perché rincorrere poi vuol dire che non puoi sbagliare mai, nel senso devi recuperare dei punti, quindi quando tu sbagli pesa molto di più. È vero. Esatto, poi anche psicologicamente rincorrere è complicato. Se calcoli che una squadra che sta davanti praticamente spesso vince e quel momento che intoppa tu non vinci, penso che psicologicamente per te è una bella mazzata. Quindi
loro hanno fatto questo, il fatto che si sono susseguite in tanti al secondo posto ci hanno sicuramente agevolato, che comunque noi anche nel momento di difficoltà mentalmente eravamo sempre comunque consapevoli che tutto dipendeva da noi, perché quando sei davanti vuoi non vuoi così. Noi ci siamo sempre detti nello spogliatoio spesso ci siamo detti, ragazzi, alla fine però con tutto quello che stiamo facendo, col momento di difficoltà, il nostro futuro è nelle nostre mani. Se noi facciamo quello che dobbiamo fare non dipendiamo da nessuno, mentre penso che gli altri che inseguono non hanno la forza di poter fare questo discorso. Lorenzo, abbiamo ancora a disposizione neanche 5 minuti il mister. Vai. Io, mister, volevo chiederti 2 domande, voglio dire così, anche approfittando della tua cortesia. Prima hai parlato della curiosità che a inizio stagione avevi verso la nuova categoria. Ti chiedo con che curiosità oggi ti approcci a quella che sarà la nuova categoria ancora della tua squadra per la prossima stagione. Poi, posto che tra Serie D e Serie C cambia tutto, ti chiedo 3 cose, le 3 principali che a tuo modo di vedere differenziano queste 2 categorie, diciamo, che vanno considerate da una squadra come la tua che si affaccia al professionismo. Vabbè, sicuramente le difficoltà saranno enormi, perché comunque se la Serie D era tanti anni che non la facevo, però un po' l'ho conosciuta, diciamo che la Serie C, tranne quando ero calciatore, non l'ho più seguita più di tanto. Però penso che le difficoltà siano anche dal fatto che vai a competere con squadre che saranno, tra virgolette, fuori categoria, nel senso quando vai a giocare con città come Vicenza e così, sicuramente hanno dei budget importanti con giocatori di qualità. Io penso che la differenza tra la D e la C sia soprattutto nella qualità dei giocatori, nella preparazione, nelle conoscenze, e quindi bisogna arrivare sicuramente preparati. Dopo noi sappiamo che dopo tanti anni l'Ospitaletto torna in Serie C e dovevamo fare un campionato e salvarci stringendo i denti in qualsiasi momento. Quindi mister, stai dicendo che ti sei già seduto con la proprietà e quindi avete già trovato l'accordo per il prossimo anno? Ma no, ma Piero sa benissimo che io ho un rapporto di 6, 7, 8 anni che collaboro con Paolo e la famiglia Musso in generale, e abbiamo un rapporto particolare che va oltre il calcio. Qua una chiacchierata si è fatta, sicuramente il problema, è inutile nascondere, che io a oggi non posso allenare in Serie C perché devo fare il corso UEFA, perché non ho l'abilitazione per poter allenare in Serie C, e quindi provvederemo a quello, però un accordo di massima sulla volontà di voler proseguire assieme l'abbiamo fatto. Ci dobbiamo mettere a tavolino e vedere bene nel dettaglio come bisogna sviluppare la cosa. È normale che penso che questa opportunità non me la voglio far fuggire, perché per me provare ad allenare nei professionisti in una piazza comunque come Ospitaletto, dove comunque è 2 anni che sono lì e conosco tante persone e loro conoscono il mio modo di lavorare, penso che sia l'ambiente ideale per poter provare a fare la Serie C. Dopo sicuramente ci saranno molte difficoltà dovute anche dal fatto che comunque io non ho tutta sta conoscenza sulla Serie C, però penso che per quello che è il mio modo di allenare e stare con le persone sicuramente abbiamo la possibilità. Sicuramente ti aiuterà il fatto che, come hai detto prima, hai un rapporto che va oltre il campo con la proprietà, con Paolo, e di conseguenza quello può essere anche un fattore importante, che nei momenti difficili infatti, l'amicizia prevale. No, infatti dico, è quello. Parlando personalmente, penso che il posto migliore per provare ad allenare in Serie C, posto migliore di Ospitaletto non possa esserci, le condizioni migliori. Dopo c'è sempre da dimostrare. Sicuramente loro sanno che tipo di persona sono, come lavoro. Io so comunque
che è una società comunque ambiziosa, perché comunque è inutile che diciamo delle inesattezze, nel senso che giustamente tu arrivi in Serie C e devi pensare a salvarti, però quando tu hai una mentalità come ha la famiglia Musso, sai che bisogna lavorare e lavorare bene, perché poi comunque è sempre una situazione dove ci sono degli step per cercare di far sempre meglio. È normale che non si può pensare di arrivare in Serie C e aver inventato noi. Beh, però quest'anno siete arrivati in Serie D pensando di fare bene, di salvarvi, una salvezza tranquilla, eccetera, eccetera. Stesso discorso che farete l'anno prossimo, ma cambiate soltanto categoria. Un piccolo dettaglio, Sì, però quest'anno diciamo che tra l'eccellenza che avevamo l'anno scorso, anche se è vero che abbiamo cambiato tanti giocatori, ma la nostra forza è stata proprio l'unione tra tutto, tra società, staff e giocatori. Cioè, quello che si è creato Ospitaletto quest'anno è, a mio avviso non è una cosa così normale. E infatti per quello che quest'anno, quando eravamo lì, sentivamo un po', anche se non eravamo additati a vincere il campionato a inizio, ma sentivamo la pressione anche noi di doverla vincere, perché eravamo consapevoli che un'opportunità come quella che avevamo quest'anno è difficile, perché io l'ho sempre detto anche ai ragazzi, non è che dopo l'anno prossimo hai fatto un po' campionato quest'anno e dici alziamo l'asticella e diventa tutto facile. Ma la testimonianza è di Palazzolo e Desenzano, che l'anno scorso hanno fatto un campionato fantastico, quest'anno comunque hanno fatto un buonissimo campionato, ma hanno trovato un Ospitaletto che è andato oltre le aspettative e quindi si sono dovute inchinare, quindi non puoi sapere. Dunque quando c'è l'opportunità io sono dell'avviso che bisogna sempre tenere pisato il piede assolutamente sì. Mister, ultime due domande ti lascio andare, una a testa, vai Ivan. Sì, no, mister, al volo le volevo chiedere se a livello di giocatori, nella rosa che c'è adesso, per l'Ospitaletto dell'anno prossimo in Serie C c'è qualcuno di imprescindibile. Ma sicuramente fare dei nomi non mi piace tanto, però ci sono dei giocatori, si è visto anche quest'anno, che per il mio modo di giocare sono importanti, quindi non... Allora facciamo così, la domanda te la giro. Questa rosa... Te la giro diversamente. Sì. Cambierete tanto l'anno prossimo? Ma guarda, non lo so, bisogna vedere devi fare più con Paolo per vedere il budget, perché lo sapete benissimo che la Serie C è il professionismo, ci sono i contributi, ci sono tante cose, bisogna vedere che la società cos'è e bisogna vedere i giocatori che ambizione hanno nel voler fare la Serie C o piuttosto magari preferiscono essere dei giocatori top in Serie D. Sicuramente ci sono tanti giocatori che io, per il mio modo di vedere, per il mio modo di giocare, io terrei, ma soprattutto perché per le qualità tecniche, ma soprattutto per le qualità morali che hanno dimostrato nello spogliatoio, ci sono giocatori che vanno tenuti in considerazione. Dopo, se vorranno fare altre scelte, non ci sarà problema, perché per quello che si è creato quest'anno Ospitaletto, ma con qualcuno anche dall'anno scorso, vedi Panatti, vedi Gritti, vedi Peli, cioè tanti giocatori che ho già avuto in altre esperienze, sicuramente sono liberi di prendere decisioni. È normale che certi giocatori come Panatti e Gobbi in questo mio scacchiere sono giocatori comunque con delle qualità importanti, cioè che si addicono molto al mio modo di fare calcio. Ultima domanda di Asia? Sì, dato che prima mister parlava del rapporto che ha con la famiglia Musso, vorrei invece chiederle a proposito di rapporti umani, relazioni, quello che ha con il suo vice allenatore Giosa, che ha avuto come giocatore nell'esperienza al CAS Brescia e poi l'anno scorso all'Ospitaletto, e invece dall'estate scorsa si è ritrovato al suo fianco, diciamo così. Ma io quest'anno ho avuto uno staff fantastico. Se proprio vogliamo parlare di Antonio è stata una risorsa in più che ho avuto quest'anno, soprattutto per la persona che è, e poi perché comunque l'ho avuto da 2 anni da giocatore, e già lì avevamo un rapporto che andava un po' oltre allenatore-giocatore, nel senso che lui, essendo il capitano, gestiva molto bene lo spogliatoio. Io penso che lui da capitano sia
io penso il capitano che tutti gli allenatori vorrebbero. Quest'anno c'era da fare una scelta e io l'ho avuto a mio fianco e mi ha ripagato molto molto bene, perché è un ragazzo spettacolare, molto preparato, che sicuramente avrà un futuro da allenatore, però se decide di continuare con me anche la prossima esperienza, sono la persona più felice. Non tanto è vero che quando è successo che ho preso le 4 giornate di squalifica, la squadra non ha risentito minimamente dell'assenza dell'allenatore, perché comunque Antonio è riconosciuto nello spogliatoio come una figura importante, quindi non si è sentita minimamente la mancanza nelle giornate di squalifica. E come c'è stato il lavoro di tutti gli altri, che devo ringraziare, perché comunque ho avuto uno staff importante che ha sempre tenuto la barra dritta e che ha sempre pensato positivo e ha sempre dato forza anche nei momenti di difficoltà, ha sempre dato forza ai ragazzi e convinzione che avevamo delle grosse qualità. Bene, Andrea Quaresmini, complimenti ancora, ti salutiamo, ti lasciamo andare, grazie, ci siamo allungati un po' troppo, di qualche minuto, Grazie va bene a voi. così, ma meritava di stare con noi un po' di più, perché veramente avete fatto un campionato eccezionale, ha anche una pacatezza che ti trasmette, vero? La Quindi tranquillità del tante vincente. volte poi quando parli con un mister capisci magari tante cose, no Lorenzo? Cioè, la sua pacatezza, se questa pacatezza la trasmette anche agli altri nello spogliatoio, magari, mister, adesso mi smentirai, sei così nello spogliatoio? Pacato o ti trasformi? No, io sì, sono così anche nello spogliatoio, perché comunque io penso di aver sempre, io mi prendo del tempo per capire chi ho di fronte, e quest'anno io ho di fronte degli uomini, dunque non vedo perché ci sia il motivo di comportarsi in maniera diversa. Poi penso che per avere credibilità in uno spogliatoio bisogna essere se stessi, non bisogna cercare di copiare o voler fare qualcosa oltre le righe. Vabbè, Per si me possono la tirare anche i la cristoni con consapevolezza questa che avevano i pacatezza, fanno più giocatori paura. di quello che dovevamo fare era la cosa più importante. Io quando li guardavo negli occhi l'ho sempre vista e l'ho sempre sentita, quindi non mi sono mai preoccupato più di tanto. Perfetto, mister Andrea Quaresmini, complimenti ancora, ti ringraziamo, buona serata e ci dirai poi, strada facendo, cosa succede all'Ospitaletto. Ogni tanto ti chiameremo, va bene? Grazie, buona serata Bocca a al lupo voi. per il buona corso prestazione. che andrai a fare allora. Sì, il corso da giugno a luglio dovrei fare il corso per poter essere pronto per la stagione prossima. Va bene, ciao mister, grazie. Salve mister. Grazie, buona serata, grazie a voi. Ciao, 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 ciao. Io ho detto alla regia, quando ho dato in bocca al lupo per il corso, cosa mi hai guardato male? Perché non si dà... Ah, sì, giusto? È giusto, è tipo un esame. Sì, no? certo. No, Magari la era bocciano, perché- cos'è? No, perché è sempre un po' la questione di l'ultima domanda. Salutiamo, un bocca al lupo di qua e di là, e alla fine non finisce mai, era solo per quello. Lo so. E intanto ti avviso che è arrivato Giuseppe Scavo, lo inseriamo subito. Inseriamo subito l'amico Giuseppe Scavo. Fuori uno dentro l'altro. No? Ciao Giuseppe, Ciao, buonasera a tutti. complimenti anche a te Buonasera. per la salvezza raggiunta, l'avevi promesso, ho visto sui social, ve l'avevo promesso e l'ho mantenuta, giusto? Vero, le promesse vanno mantenute, dai. Esatto, e da 0 a 100, certo, dai. da 0 a 100 quanto è stato difficile? Mantenere questa promessa? No, ti dico 75? Però ero sicuro io dall'inizio che ce l'avremmo fatta, perché conoscevo il valore dell'ossatura della squadra e sapevo che se poi avessimo continuato a fare quello che avevamo fatto negli anni e avessimo trascinato quelli nuovi che non conoscevo, quindi sì, li avevo visti, però un conto è vedere i giocatori dall'alto, in tribuna o a video, un conto poi è il rapporto che si crea e quello che li riesce a tirar fuori, è lì che fa la differenza, perché tanto so che mi chiederai qual è stato il segreto. È quello che riesce a tirare fuori i giocatori che fa la differenza, è come li fai performare, secondo me. Quindi ero sicuro di quelli che erano già lì, quindi da un po' di anni, e che sapevo cosa potevano darmi, e poi siamo riusciti a trascinare tutti, perché poi
ti dico, sono contento per il risultato, ma sono anche contento che il gruppo è arrivato fino alla fine, nonostante noi avessimo comunque una rosa abbastanza lunga, perché stiamo parlando di 22-23 giocatori in movimento, più 2 portieri 25, e portarli alla fine in un girone di ritorno dove abbiamo avuto fortunatamente, siamo stati anche bravi, comunque con pochi infortuni, e abbiamo gestito solo le squalifiche, quelle che sono fisiologiche durante l'anno, però grandi infortuni a parte Kladar non li abbiamo avuti, quindi siamo stati bravi nella gestione anche delle risorse umane, perché arrivare con tutto il gruppo alla fine è una grande vittoria per me. E diciamo che comunque, Giuseppe, scusami, diciamo che il discorso infortuni avevano già dato l'andata, tu sei arrivato che comunque stavano uscendo, dei giocatori importanti stavano uscendo da questo tunnel infortuni, o sbaglio? Sì, io la prima settimana che sono arrivato ci siamo andati in 13-14, quindi avevamo fuori veramente tanti giocatori. Poi non so cosa è successo prima e non mi interessa, e siamo stati bravi secondo me anche sotto quel punto di vista lì, perché poi alla fine la differenza la fanno i giocatori, io l'ho sempre detto, quindi averli a disposizione fa la differenza. E quindi, però ripeto, a livello umano arrivare in 25 dal 2 di dicembre al 4 di maggio senza nessuno che molli, nonostante magari i giocatori che sono andati in tribuna o magari ha giocato di meno, è stata veramente la vera forza, che tutti hanno remato dalla stessa parte. Infatti poi col Fanfulla, pur giocando magari con qualche giocatore che ha fatto meno minuti, non meritandoli, perché ci sono giocatori dove io purtroppo ho usato poco perché dovevo solo fare risultati e quindi magari non dovevo pensare al futuro, e poi col Fanfulla hanno già dato delle risposte, perché poi i gol hanno fatto magari chi ha giocato di meno, ma il valore sapevo che era alto. Mister, domanda provocatoria, poi ti passo a Lorenzo. Ragazzi, l'anno prossimo Club Milano punterà ad alzare l'asticella da subito con te? Perché quest'anno è partita in maniera diversa, ha detto dobbiamo alzare l'asticella, mettiamo da parte Scavo, così è stato, giusto? E andiamo su un altro nome. L'anno prossimo si punterà ad alzare l'asticella con te? Secondo me ci sono due step, nel senso che prima c'è lo step della società, è la società che deve decidere se alzarla o no e cosa fare per alzarla, e poi quindi la prima risposta che si deve dare alla società è quella lì, e poi dopo che se l'asticella si alza, se cercano di alzare l'asticella, se continuano con me. Io probabilmente se dobbiamo fare un altro campionato nel senso a provare a salvarsi con tante scommesse, probabilmente non sono la persona giusta, perché ho voglia di provare a stare a sinistra della classifica sempre, e quindi io ho grande ambizione di provare a fare un campionato importante. Penso che dall'altra parte sia la stessa roba, perché comunque il Club Milano ricordiamo che è nato nel 2000, prima del Covid, e ha fatto solo un'escalation di salita, perché comunque all'inizio magari non si stava alzando l'asticella, ma l'ha alzata, perché è arrivato nono, ha fatto 49 punti, l'anno scorso ne ha fatti 44, è arrivato 14esimo, quindi poi l'asticella l'abbiamo alzata lo stesso. Cioè abbiamo messo un po' di più di tempo magari, oppure sono partiti male e abbiamo fatto un girone di ritorno da 30 punti. Il girone di ritorno da 30 punti vuol dire che ti stai avvicinando ai playoff, quindi l'asticella probabilmente l'abbiamo già alzata con la squadra che avevamo. E io pretendo di più, ti dico la verità, nel senso che, ma perché sono ambizioso di me stesso, non perché non credo al Club Milano. Io sono sicuro che il Club Milano cercherà di alzare l'asticella, e se poi lo vogliamo fare insieme, la mia porta è assolutamente aperta. Quindi, però ricordiamoci che comunque il Club Milano dal 2020-2021 ha sempre alzato l'asticella, perché è partita da parte il campionato, il mini campionato che c'entra poco, ma poi il primo d'eccellenza si è arrivato ottavo, l'anno dopo hai vinto, l'anno dopo si è salvato alla penultima giornata, l'anno dopo si è arrivato nono, quindi comunque la sta alzando con i risultati. Io parlo poi di fatti realmente accaduti, perché a molti piace parlare, dire, e poi tutti alla fine magari festeggiano per una salvezza che è molto riduttiva, perché partivano per altri risultati, ma poi alla fine conta l'obiettivo che metti all'inizio e cosa raggiungi, perché poi se cambi gli obiettivi durante l'anno e festeggi lo stesso, probabilmente ci sono poche idee chiare, perché tutti partono per vincere e poi festeggiano tutti per la salvezza. Ecco, ma per alzare l'asticella, mettiamo che ti dicano alziamo l'asticella, tu con te, vogliamo alzare l'asticella con te, tu cosa chiedi?
Ma no, io non chiedo nulla, non chiedo alla Luna, cioè naturalmente nel campionato rispetto magari all'anno scorso che avevamo tutti i giocatori debuttanti in D, perché l'anno scorso il Club Milano si è salvato con i debuttanti in D e ha preso Tordini a dicembre, ma tutti gli altri avevano fatto la D da under. Non c'è stato un giocatore che aveva fatto la D da over con tante presenze, perché chi l'aveva fatto solo da under. Quest'anno l'ha alzata un pelo, comunque perché ha preso qualche giocatorino che magari aveva fatto la D, magari che non l'aveva fatta benissimo, magari che aveva fatto pochi minuti, ad esempio Cattaneo da Vezzano ha giocato poco e quest'anno ha giocato tanto, e per alzare l'asticella secondo me ci vogliono anche giocatori che magari la D l'hanno fatta magari per 1 o 2 anni, ma non è il nome, cioè io secondo me non ricerco il nome. Io ricerco giocatori forti, nel senso che hanno voglia di voler scalare la classifica, voler scalare, che siano magari giovani anche, ma che abbiano voglia in testa la C, che cercano di star lì, che abbiano voglia di lavorare, che abbiano fame. Quindi non cerchiamo il nome per dire il Club Milano da domani compra il nome 30enne, 35enne, ma perché probabilmente sarebbe la strada sbagliata, quindi sicuramente non penso che il Club Milano sia con me, che senza di me punterà su giocatori di 30-35 anni. Continuerà a puntare su giocatori di 23-24 anni, penso, come età media 25-26, che magari hanno fatto 2 anni di D, che magari vedono nelle strutture, vedono nella società ambizione, perché comunque non è neanche semplice prendere i giocatori in D, perché probabilmente se cerchi di andare su un top o comunque un giocatore che ha fatto bene, ti arriva un'offerta del Club Milano e poi ti arriva un'offerta del Desenzano, vanno a Desenzano, cioè, questo è il mercato. Però piano piano anche il profilo del Club Milano sta crescendo e quindi tutti vogliono andare un po' di più al Club Milano, ma perché i risultati ti stanno dando ragione alla fine. Poi conta come arrivi. Lorenzo? No, posso aggiungere solo una cosa Dai. al volo? Che, no, perché nel senso, quando è entrato, complimenti, sai, si fanno per la salvezza, di qua di là, però non è solo una salvezza, ma è il Club Milano nella parte sinistra della classifica, che secondo me era un po' sempre nel mirino del mister, al di fuori della salvezza, no? Cioè l'obiettivo vero dentro il mister secondo me era il Club Milano nella parte sinistra della classifica, che di conseguenza poi è una salvezza, però nel senso secondo me era importante per lui, ecco, quello dico. Sì, ma lui l'ha detto, cioè è ambizioso. Lui quando era con noi sempre tutto il lunedì ha rifiutato anche squadre che, no mister, che non ti potevano garantire un qualcosa di quello che volevi tu, e tanti mister nelle tue condizioni te lo garantisco che avrebbero accettato pur di ritornare, pur di allenare e pur di non stare lunedì sera a D-Time per dire e aspettare la telefonata. Quindi le telefonate, è vero, ti sono arrivate, onore a te che hai detto no, aspetto, so cosa voglio, Club Milano è arrivato e sapevi quello che volevi, e come dice la regia Jacopo, volevi stare dalla parte sinistra, ci sei riuscito e quindi complimenti. Sì, no, però non era scontato. Non era scontato, ma va, è una scommessa folle quella che ha fatto e l'ha non vinta, stravinta. Detto questo, andiamo da Lorenzo, poi facciamo subito il giro, vai. Sì, Giuseppe, ti volevo chiedere 2 cose sempre sul tema della costruzione della rosa e alla luce di quello che è l'obiettivo che tutti noi condividiamo, di volere in qualche modo, che crediamo possa essere l'obiettivo del Club Milano per la prossima stagione, che è quello di voler provare ad alzare costantemente l'asticella. Volevo chiederti se secondo te, meglio, come secondo te si dovesse partire in termini di costruzione della rosa, se partiresti dagli under, dalle 3 quote con relativi cambi, magari cercando gli importanti un po' come ha fatto l'Ospitaletto a inizio di questa stagione, o se invece partiresti alla ricerca di over, posto che non devono essere attempati perché l'hai ricordato tu, insomma volete giocatori di un certo profilo, ma diciamo che over importanti perché hanno fatto delle stagioni importanti. La seconda domanda, sempre sul tema della costruzione della rosa, è quanto ritieni che siano importanti i pluriennali, quanto credi che questo tipo di accordi su più anni possano essere attrattivi verso i calciatori. So che avete questo tipo di politica di voler fare degli accordi lunghi, non sono comuni in categoria, o perlomeno non sono comuni in tutte le squadre, quindi quanto sono importanti per generare appeal sulla vostra squadra?
No, partendo dalla prima domanda, ti dico, sai che comunque io dico sempre la verità, pure quando magari non può essere non scomoda, ma comunque dico la verità. Io penso che il grande lavoro sulla scelta under-over non è dell'allenatore, è del direttore sportivo e della società, ognuno ha i suoi ruoli. E quindi faccio allenatore e quindi alleno i giocatori che mi arrivano, naturalmente che devono essere in sintonia su quello che vogliamo fare sul campo. Perché se vogliamo fare una squadra che ne so, di giocatori bassi, non lo so, cioè di giocatori rapidi è un discorso. Se vogliamo fare una squadra con una struttura diversa, che tipo di attaccanti cerchiamo, però non mi metto io a cercare i giocatori. Io vado in sintonia magari col direttore, cioè, ma io parlo in generale, non mi fa impazzire il fatto dei mister manager che scelgono i giocatori, perché secondo me i mister manager che scelgono i giocatori rimangono in categoria, perché poi se ti scegli sempre i giocatori, ti porti sempre i tuoi, vuol dire che ti stai portando giocatori di quella categoria. E siccome nella mia ambizione non c'è mai stata sono periodo di eccellenza, ho sempre cercato di salire, la mia ambizione è di salire, quindi io alleno i giocatori che poi la società che sia Club Milano o qualsiasi altro mi dà a disposizione. Naturalmente sarebbe bello avere una filosofia uguale, ok? Nel senso sulle caratteristiche, quindi non ho la più pallida idea se partono dagli under, dagli over o da qualsiasi altra situazione. Secondo me dobbiamo avere in testa un 11, nel senso con delle caratteristiche, pensando prima a chi c'è in questo momento. Scusate che mi è suonato il telefono. Sì, era il press che diceva non dire troppo, fidati. Stai dicendo troppo. Quindi Okay. va costruita una squadra sugli 11, vuoi giocare a 3, vuoi giocare a 4, vuoi giocare con le 2 punte, è un po' quello, e poi partendo da chi c'è in questo momento, come dicevi te, lore pluriennali. Quindi i giocatori che hanno lì, partendo da chi è in questo momento, prima decidi chi tenere, secondo me, decidi su chi puntare e poi fai l'ossatura un po' della squadra. Cioè, se rimane Rankovic è un discorso, se Rankovic va da una parte è un altro. Che caratteristiche ha Rankovic? Vabbè, però scusami, mister, tu sei un mister che quantomeno cioè vi sedete al tavolino, dici io voglio giocare così, mi piacerebbe avere questo, loro ti diranno, poi ti proporranno i giocatori, tu dirai sì, no, cioè non lo dici direttamente, ma non funziona proprio così, nel senso che sì no se sei il Piacenza, cioè prendo quello, sì, prendo quello. Sei il Club Milano e quindi devi prendere giocatori con le caratteristiche di quel giocatore che il mercato richiede, perché secondo me se strapaghi un giocatore in questa categoria qua, quel giocatore strapagato non ti rende, perché il giocatore deve essere affamato, a meno che va a Piacenza, va in quelle piazze lì, ma è un altro discorso, ma non sei il Club Milano. Io parlo di Club Milano, poi è logico che se c'hai il budget di Desenzano, Club Milano, Pro Palazzolo, puoi metterti lì e dire no, voglio quello, vado a prendere quello. Cioè, bisogna dire un po' anche la verità, capito? Cioè, di dove sei, da dove parti, perché tutti vorrebbero prendere i giocatori migliori. Già. Se mi prendono prendi Bertoli, Bertoli va al Club Milano? Se ti faccio questa domanda. No, ti dico che va in Serie C. Però dico, va in D, secondo te Bertoli alla stessa cifra va al Club Milano o va al Piacenza? Sì, va a Piacenza, però voglio dire, ma tutti che oggi mettiamo sempre... Ma attenzione, oggi come oggi, perché il Club Milano 3 anni fa, quando era in eccellenza al primo anno, ti assicuro che non voleva venire nessuno, te lo assicuro io. Adesso, aspetta un secondo, ma il tempo ha dimostrato che la società ha sempre lavorato bene, ha sempre fatto lavorare, non ha mai mandato via un giocatore senza dare un euro. E poi alla fine il tempo è galantuomo. Il tempo è galantuomo, perfetto. Passiamo alla domanda con Ivan, perché siamo anche in ritardo. Questa sera è l'ultima puntata. Andiamo per le lunghe. Non andiamo per le lunghe, tanto è finito il campionato. Esatto. No, mister, intanto vabbè, buonasera e complimenti per il posizionamento nella parte sinistra della classifica. Mi sembra la cosa più logica, perché diciamo una salvezza è una cosa, arrivare in quella posizione è un'altra, e soprattutto è importante l'aver alzato l'asticella. Ti volevo chiedere in merito alla costruzione della squadra, perché le strategie che hanno utilizzato due delle formazioni, due sono due big, che sono Pro Palazzolo e Desenzano, che sono arrivati ai playoff. Le altre due, che sono la Casatese Merate e la Folgore Caratese, sono
Due società che la prima lavora da sempre sul territorio e punta tanto su giocatori che hanno fame, come hai detto tu, che arrivano anche da categorie inferiori. La Folgore invece era partita con, all'inizio dell'anno, tanti giocatori importanti, poi dopo ha cambiato completamente strategia e ha cambiato anche squadra, cioè ha cambiato completamente il percorso. Ti chiedo, secondo te per il Club Milano la strategia di mi viene in mente la Casatese principalmente, può essere una chiave secondo te? Lavorare su giocatori, osservarli dalle categorie magari inferiori e prendere quelli che possono essere sicuri che facciano bene, come fa la Casatese? Sì, la Casatese è anni che fa campionati di vertice, quindi è sicuramente una strategia giusta. Poi tutte le società hanno cose magari diverse, quindi non è che se fai quello che fa la Casatese sei sicuro che arrivi nella posizione della Casatese. Purtroppo per fortuna, perché poi vedi magari il Desenzano ha fatto la squadra più forte per tutti, però poi non ha vinto. Quindi non è che esiste una vera ricetta. Secondo me va molto a sensazione. Va molto il calcio, secondo me, va molto a psicologia, soprattutto in queste categorie qui. Vanno presi i giocatori giusti nel contesto giusto e cercare di creare un gruppo giusto. Perché secondo me se vuoi stupire, comunque fare qualcosa di importante, non essendo magari una piazza dove sei sicuro che prendi i giocatori che vuoi te in qualsiasi momento, devi partire da quello che è il livello umano delle persone. Ok, poi logico che ci vogliono i giocatori forti, cioè, non è che già chi compri 20 bravi ragazzi vinci i campionati. Prendi 20, magari se ne prendi qualcuno forte che magari ha voglia di rivalsa, che comunque è un gruppo giusto, poi alla fine fai campionati come fa la Casatese, che sta lì e sfiora. Il Caldiero l'anno scorso vince con un gruppo e nessuno pensava di vincere, quindi ecco, ma mister, come la metti? Come la giudichi questa cosa che l'anno scorso il Caldiero, quest'anno l'Ospitaletto, cioè due squadre che non partivano, non sono partite per vincere, hanno vinto, cioè come mai c'è sempre questa succede un qualcosa che vince quella che è inaspettata, cioè l'underdog? Sì. Secondo me c'è differenza tra Caldiero e Ospitaletto. Io l'ho detto anche all'inizio dell'anno, secondo me l'Ospitaletto comunque è da neopromossa, ma ha fatto mercato vero. Il primo giorno che va in eccellenza, il giorno dopo prende Gobbi, che ha fatto 15 gol a Sant'Angelo. Quindi sicuramente non era la favorita, però io poi quando sento parlare il direttore ci sento sempre quel fatto di aver costruito un gruppo diverso, un gruppo che aveva voglia, si è trovata lì ed è stato efficace, perché questi campionati secondo me si vincono non essendo belli ma essendo efficaci, facendo la cosa giusta, non mollando, non lasciando niente per scontato e quindi quella lì penso sia la strada giusta. Okay, quindi sul Caldiero secondo me è stato diverso, perché comunque il Caldiero aveva dei buoni giocatori che hanno fatto overperformato, dei giocatori che hanno fatto una stagione super. L'Ospitaletto sulla carta era superiore, ma non è detto che la vince. Secondo me l'Ospitaletto ha fatto qualcosa di grandioso, è stato equilibrato sempre, anche nei momenti di difficoltà è sempre stato lì, magari ha perso qualche scontro diretto, ma poi non ha lasciato punti in giro con nessuno. Se vai a vedere gli scontri diretti li ha persi pareggiati, qualcuno ha vinto, ma poi con quelle sotto le ha tritate tutte. Hai vinte con tutte, ha perso solo con Magenta in casa mi sembra e poi ha fatto bottino pieno, e le altre ha pareggiato, ha fatto qualche pareggio, tante squadre davanti e ha vinto lei che ha avuto più equilibrio e più gruppo di tutti, penso, da fuori, non vivendoli, però avendo giocato 2 partite con l'Ospitaletto, squadra efficace, che ti fa gol quando devi far gol, che devi difendere quando devi difendere, vero. Quindi ha vinto straordinariamente. Mister, ti passo la domanda di Asia. Sì, innanzitutto mi unisco anche ai complimenti per il mister, come hanno fatto tutti, e poi mi ricordo che la scorsa estate, insomma, quando c'era stato l'addio al Club Milano, lei aveva detto che le sarebbe bastato poco per riaccendere quel fuoco, e devo dire che stasera ho avuto la conferma, ma anche durante questi mesi, che quel fuoco dentro di lei si è riacceso ed è bello acceso, bello attivo. Detto questo, volevo chiederti, quando era venuto da noi a fine dicembre, prima insomma della sosta natalizia, quando poi c'è stata la sosta di Natale, ci aveva elencato diversi aspetti in cui la squadra doveva migliorare, sia aspetti più di campo ma anche poi aspetti dal punto di vista mentale, psicologico. Volevo chiederle se questi aspetti poi ovviamente sono stati migliorati, vedendo anche il percorso, e un aggettivo per descrivere la sua squadra da quando è arrivato
alla fine, poi ad oggi. Sì, ma ti dico, il grosso è stato secondo me più a livello psicologico. Sai, una squadra che magari pensava all'inizio di fare un campionato diverso, si trova lì, poi ti devi adattare a fare quel campionato lì. Perché se poi continui a fare le stesse cose che facevi, non avendo risultati, probabilmente è un po' di presunzione. Invece secondo me è stata una squadra molto umile nell'adattarsi nella richiesta. Secondo me la strada per salvarsi era quella che a livello tattico, tecnico, era quella che avevamo scelto, e poi secondo me soprattutto a livello psicologico creare un gruppo importante, avere voglia di faticare insieme. Ci sono state delle vittorie sofferte, poi logico che poi quando vinci ti aiuta tutto, però all'inizio è stato il fatto subito di crederci in quello che stavamo facendo e si sono fidati di me. Quindi, ma non ho fatto nulla di speciale, cioè, secondo me poi vanno i giocatori in campo, quindi sono sempre del discorso che vanno i giocatori, però i giocatori vanno secondo me allenati, nel senso che allenati sul campo, allenati a livello psicologico, vanno aiutati, non vanno giudicati. Io non mi sento un allenatore che giudica i giocatori, ma qualsiasi cosa che alleno la cerco di migliorare, la cerco di far performare il più possibile. Quindi il nostro ruolo è questo qui, di aiutare i giocatori, non di giudicarli, perché sennò stiamo sbagliando qualcosa. Se uno sbaglia e dice è sbagliato perché è sbagliato quel passaggio, ma il giocatore non voleva sbagliare il passaggio. Quindi devi capire il perché sta sbagliando quel passaggio, o magari anche a livello di testa tutti sono diversi e che cosa ha bisogno quel giocatore lì. Quindi secondo me la chiave è stata quella, siamo stati efficaci, che secondo me la D è un campionato dove bisogna essere efficaci. Squadre che dominano le partite vincono, difficile, perché i giocatori che sono forti tecnicamente, fisicamente, mentalmente sono in categorie superiori. Magari in D scende quel giocatore che gli manca un pezzo e tu devi lavorare su quel pezzo che gli manca per farlo performare meglio di come ti è arrivato. Mister, ma tu parli sempre di lavorare sulla testa dei giocatori, quindi chiedi qualcosa anche a livello psicologico e tutto, ma la tua forza, 1, da cosa arriva? 2, quanto ti è servito stare fermo il giorno di andata? Cioè, ti ha creato più rabbia perché comunque eri lì che scalpitavi così, e dove ti ha migliorato quel momento lì che ti sei fermato? E la tua forza qual è comunque? Perché tu trasmetti comunque forza, è vero, perché te la trasmetti, sì. ti dà. Cioè adesso c'ho voglia alla Rocky, mi sembra un po' quello che dopo che vedi un film di Rocky, uguale che parli mezz'ora con Scavo. Mentre con Quaresmini parli con lui, che bello, ti tranquillizza, andiamo in campo, dai che andiamo in Serie C, che bello. Invece lui ti porta un po' a darti quella cosa. Quindi queste 2 domande, quanto ti è servito quella pausa e cosa porti tu? Mi è servito tantissimo, ti dico la verità, non ci credevo, nel senso che quando rimani spiazzato da una cosa che non ti aspetti, perché io l'ho sempre detto che non me l'aspettavo, quindi non è che mi nascondo oggi a dire no, però dai, perché non me lo sarei mai aspettato, perché comunque poi per quello che avevo fatto, poi probabilmente, cioè nel senso, io non ho mai messo in discussione la scelta. Io l'ho sempre preso, ho cercato di prendere che cosa mi stavano dicendo, che cosa in generale il calcio mi stava dicendo, e alla fine questi 3 mesi che sono stato fermo mi hanno aiutato a essere più consapevole, a migliorarmi, magari a capire il tempo, e magari prima ero in un rullo compressore che continuavo ad andare avanti senza stare a vedere cosa succedeva fuori. Invece qui mi ha aperto un po' gli occhi, ho preso il tempo che mi serviva, e mi ha fortificato, perché star fuori ti fortifica. È come quando un giocatore si fa male, che magari si sta allenando male, poi gioca, si sta giocando, si fa male, ma quando stai fuori capisci veramente che cosa vuol dire star fuori, capito? Chi vuole arrivare, chi ce l'ha dentro, chi ce l'ha nel sangue. Quindi quando sta fuori dici cazzo, scusami la parola, e quella roba lì ti manca, capito? Cosa devo fare per non rimanere fuori? Cosa devo fare per arrivare su? Perché poi alla fine il mio obiettivo è cercare di io ho un sogno che non sono i soldi, non sono la fama. Io mi sveglio tutte le mattine e vorrei giocare in uno stadio pieno. Questo è il mio obiettivo. Per giocare in uno stadio pieno devi alzare la categoria, non ci sono altre strade. Quindi lavoro tutti i giorni, non mi sento mai
arrivato, nel senso che non mi sento forte, quindi assolutamente. Vado a vedere allenamenti, parlo con persone, e secondo me l'allenatore deve essere umile, deve imparare sempre, lo fanno quelli a livelli altissimi, devo fare io che ho iniziato alla fine 4 anni di prima squadra, quindi questa secondo me è un po' la mia forza. Ma dove vuoi arrivare e dove pensi di riuscire ad arrivare? Non lo so, cioè dove vuoi arrivare non lo so, mi sono sempre detto quando ho smesso di giocare che devo fare almeno una categoria di quello che ho smesso di giocare, almeno, quindi ho fatto la D, almeno la C, poi è logico che in questo momento nessuno sta a pensare alla Serie A o la sogna come un bambino, ma quello lo sognano un po' tutti anche quando giocano, cioè, ma bisogna essere anche realisti. Oggi come oggi, fino a ieri, il mio obiettivo era dimostrare di poter fare la D. In eccellenza era voglio fare la D a tutti i costi. Adesso l'ho fatta, il primo anno ho detto vabbè dai, cazzo ci sto. Il secondo anno ho detto vabbè, probabilmente nessuno se n'è accorto, proviamo a rifarlo, l'ho rifatto. Oggi come oggi dico, guardo in alto e dico voglio fare la C. Ma non è un mio pensiero personale, ripeto, non è presunzione. No, ma assolutamente, ma è giusto vivere con degli obiettivi. Non lo so. E questo, secondo me, è quello che dico anche ai miei giocatori. Cioè, perché poi comunque sto sempre allenando giocatori giovani, a parte quest'anno Kladar e Gonzi, che magari avevano 30 anni, però io dico, voi fate la D, ma volete fare la D? Cioè, se volete fare solo quello di lavoro, non potete fare solo la D. E quindi devono... Lorenzo, ti faccio chiudere. Aspetta, c'è la regia. No, volevo fare una domanda proprio su questa roba qua al mister. Se secondo lui era più difficile poi la scalata da giocatore o da allenatore, no? Perché alla fine c'è un allenatore ogni, non so, 30 giocatori della squadra, assolutamente, no? Da allenatore, non c'è paragone. Attenzione, da allenatore che parte da zero, perché io sono partito da sotto, non da zero, da sotto zero. E perché sei fatto giocatore, sei aiutato, perché hai conoscenze diverse da uno che ha fatto giocatore in D in eccellenza, uno che ha fatto giocatore in B, in C, ha conoscenze diverse. E in questo mondo, oggi come oggi, vale più la conoscenza che la meritocrazia, che i risultati. Ma secondo te è fondamentale? Non sto dicendo una cosa, dico una cosa che non dice nessuno. È fondamentale, mister, essere stato un giocatore per poter essere un buon allenatore? Perché noi conosciamo anche degli ottimi allenatori. Per essere un buon allenatore, secondo me no, nel senso che devi avere più tempo, perché magari se non hai fatto il giocatore, non hai vissuto quelle situazioni dall'altra parte, quindi nel riconoscerle magari ti manca un pezzettino, ok? Quindi ci vuole più tempo. È più facile se hai fatto il giocatore a livelli alti, perché se ti danno la possibilità di fare una categoria magari di partenza un po' più alta, se sbagli te la fanno rifare, se sbagli te la fanno rifare ancora. E io se l'anno scorso andavo giù col Cremilano facevo l'eccellenza, anche c'è 90 su 100, poi magari c'è quello che va a vedere, se ne accorge e dice aspetta, perché comunque poi io sono partito così, facendo la juniores del Club Milano, perché il mio direttore, vedendo gli allenamenti, ha detto aspetta, ma questo lo può fare, perché se no non sarei mai partito. Cioè, capito come giusto, magari ci ha giocato, parte, ma non è un dire no, tu sei avvantaggiato o no. Sono due situazioni di partenza completamente diverse. Chi non ha giocato probabilmente ha bisogno di qualche anno in più per capire ma che succede in quello spogliatoio se io non ho mai giocato. Vero. Cioè, Lorenzo, ti faccio chiudere a te con il mister. Fai una considerazione, una domanda, fai tu quello che fai da solito. Non lo so. Faccio una domanda, ma proprio così lapidaria. In vista della prossima stagione, in riferimento a questo girone, qual è il progetto sportivo che vedi più avanti, più pronto per fare un campionato di vertice? Facile, dai, la Varesina sta sempre cercando di avvicinarsi, è sempre lì, ci proverà anche l'anno prossimo, poi non lo so, ma sai qual è la vera difficoltà della Serie D? Cioè, anche nel progettare, ok? Perché tu fai la squadra oggi, vero? Fai la squadra a luglio, agosto, ma che girone finisci? Come dicevamo l'altra volta. È vero. Non finisce. L'anno prossimo il Piacenza che girone fa? È vero, perché poi anche in base ai gironi tu fai mercato, ma lo sai, aspetta, quest'anno l'hai saputo presto, perché mi sembra che è stato i primi di agosto. Sì. Noi il primo anno di Serie D il 28 agosto, col caso della Regina che non si sapeva che girone doveva fare, faceva la B, faceva la C. Quindi è l'unico girone, l'unico campionato nazionale dove tu fai la squadra, ma vince una, dove finisci?
perché se finisci nell'A è un discorso, poi nell'A chi mettono? Chi va giù dalla C? Cioè, sono tante varianti, dai. Quindi secondo me non c'è un girone più facile da vincere o no. Perché poi sulla carta magari quando parte uno pensava al Varese, quest'anno è più facilitato, è arrivato sesto. Sì. Quindi, Ma si sta parlando di via un girone e Speriamo perché poi si falsano anche un po' i campionati, dai. Perché poi alle ultime giornate succede di tutto, perché magari c'è quella che playoff tanto non serve a niente, e invece il campionato va tenuto, secondo me, meno squadre, infrasettimanali pochi, perché non sono atleti da infrasettimanali, ok? Non sono atleti, poi già in C fanno fatica, te pensa in D, quindi se anche fare tutti questi infrasettimanali, gennaio, con 6-7 partite a gennaio è follia, secondo me. Meno gironi, tanto le distanze, le trasferte si fanno, se vuoi fare la Serie D devi avere tempo, perché se no vai a fare altro. E playoff che salga almeno una come fanno in C, così magari poi sale il Lecco, sale dalla C alla B arrivando quinta. Ivan? Sì, Una al volo? Una al volo. Beh, mi hai preso. Io stavo ascoltando questo discorso. Perché questo discorso sui gironi è interessante, nel senso, obiettivamente. Lo affronteremo poi più avanti con altre live. E no, a questo punto, una cosa che volevo chiederti adesso, perché me lo sono segnato, perché ok, era l'ultima giornata e va bene, gli obiettivi, il Fanfulla sapeva già il suo destino, anche voi lo sapevate già, però nell'ultima giornata 3 giocatori che hanno giocato, 3 giocatori che hanno fatto il primo gol. Comunque l'idea del Club Milano è sempre quella di mettere dentro giocatori, fare minutaggio e poi dopo eventualmente cambiarli di stagione in stagione. Cioè il leitmotiv comunque è sempre quello, anche se sono giocatori che hanno giocato meno. Ieri hanno trovato il primo gol, tra l'altro il primo bellissimo, l'ho visto, una punizione meravigliosa. No, ti dico, non so se è strategia della società, ti dico la verità, nel senso che per me il gruppo è andato forte fino alla fine e quindi magari ho fatto giocare chi ha giocato di meno, quindi è stata un po' una coerenza su quello che ho detto dal primo giorno. E ripeto, ci sono giocatori che purtroppo, ti faccio il nome, cioè Pozzato è un giocatore forte, che con me ha giocato poco perché avevo Rankovic, avevo Capone, avevo Gonzi in quella posizione e purtroppo il mio rimorso è aver far giocare poco un giocatore che tecnicamente ha qualcosa di importante, ok? Ieri ha dimostrato, poi io però devo fare risultato, cioè non è che devo far giocare qualcuno perché aspetta l'anno prossimo o aspetta che. Cosa serve al Club Milano per salvarsi? Questa è stata la mia domanda. Bisogna fare quella strada lì, risultati. Io sono uno che guarda e vuole solo fare il risultato, perché il risultato è il mio unico mezzo per poter provare a scalare la montagna, non ci sono altre strade. Perfetto. Se vinci, sono gli altri. Se perdi, o ti vengono a vedere e sono bravi, o se no, vedono il risultato. Giusto. Asia? Sì, chiederei al mister come ultima domanda, visto che appunto era stato qua diverse volte da noi, aveva fatto un po' le sue previsioni su come poi sarebbe andato il campionato, se per quanto riguarda le retrocesse la salvezza insomma era quello che ti aspettavi, oppure c'è stata qualche delusione o qualcosa che... L'arconatese l'hai sbagliato in pieno. L'arconatese è evidente, io non l'ho detto dall'inizio che per me non è assolutamente una rosa da quella posizione. Poi non so che cosa non sia andato, qualche problema l'avranno avuto. Poi sul resto probabilmente non lo so se saranno quelle le squadre lì. Mi sembra che Ciliberghi l'hanno promosso, mi sembra, giusto? Sì. Magenta ne ho promossa e comunque sai, quando sei promosso adattarti alla categoria è difficile, quindi non... Cioè, posso parlare da bar, cioè, questo però è un discorso da bar, secondo me va visto. Cioè, io una volta che dopo ho iniziato a allenare il Club Milano, mi sono concentrato su quello, io gli avversari le vedevo per studiarli, non per andare in giro e farmi l'opinione su che squadra era il Magenta, il Fanfulla, il Sondrio, capito? Quindi magari quando parlavo prima da fuori non è che dicevo cose false o cose che non pensavo, però le vedevo con un occhio diverso, perché vedevo le due squadre da fuori e mi facevo un'opinione. Ma quando li vedo da dentro, poi il Magenta l'ho visto 2 volte, all'andata e al ritorno ho visto 3 partite all'andata, 3 partite al ritorno, 6, mi faccio la mia idea su come battere il Magenta lì, ma non su come arrivare al Magenta,
capito? Sì. Quindi ho un occhio un po' diverso, quindi il girone di ritorno l'ho seguita mirato sulla squadra che andavo a affrontare, non su. Giuseppe Scavo, io ti ringrazio. Ti ringrazio, taglio, perché stasera sei stato te lungo, perché di solito mi chiedi Sarà contenta mia moglie. mandami via alle 9, mandami via dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mi raccomando. Perché poi quando io inizio a parlare di calcio... Esatto. Questa sera invece mi è sorpreso, ho dovuto tagliarti più volte. Vedi lungo. Anche te, ultima domanda me hai fatte 6 però. Questo è un piccolo segreto, questo per portare avanti la trasmissione. È la sfortuna della regia, che tu non sai che segni mi fa in regia, che questo è il segno più classico. Detto questo, mister, complimenti anche a te per la stagione, grazie, abbiamo fatto la prima parte insieme tutti i lunedì ed è stato bello anche per noi averti, e poi sei tornato sui campi, è stato bello per il Club Milano riabbracciarti, quindi hai fatto, quest'anno ti è andata bene, dunque ti è andata bene, hai fatto vedere il tuo valore, apprezzato da noi, sicuramente da me soprattutto, quindi io ti ringrazio speriamo di vederci l'anno prossimo, ogni tanto, ogni lunedì. Vediamo che succede. Ci vediamo, a prescindere ci vediamo. Ok, ma io ho detto ogni tanto, ogni lunedì, perché hai una squadra, perché sennò dal momento in cui non hai squadra sei allora qua. sono tutti lunedì. Esatto, sei qua. Quindi il lavoro ce l'hai sempre. Ti ringrazio mister, ciao, buona serata. Mia figlia, sì. Adesso arriva amore. Vediamo, si può vedere? Aspetta, è andata via, è scappata. È andata via, è scappata, va bene. Ciao, Buona serata. contromovimento, gli ha insegnato il contromovimento e è scappata via. Ciao mister, Grazie ragazzi, buona ciao. serata. Ciao. Allora, Lorenzo, Ivan, Asia, chiudiamo qua. Siamo in chiusura definitiva? No, definitiva. No, nel senso momentanea per quest'anno. Certo, Time chiude l'ultima puntata, siamo arrivati alla fine. Lorenzo, io ti ringrazio. È stato bello, questo è il secondo anno che facciamo di Time, poi ne abbiamo fatte altre di trasmissioni e riprenderemo a fare le altre comunque molto presto sui social, comunicheremo quello che abbiamo idea di fare, intenzione di fare. Ivan, tu sei arrivato a stagione in corsa. 1° di dicembre, Desenzano Crema. È stato veramente un piacere, è stato un valore aggiunto anche per avere me. te, quindi è tutto al posto giusto, è stato veramente bello. Ti riavrò anche l'anno prossimo sicuramente, Certo. giusto? Ok, va bene. Asia, tu sei al secondo anno, Sì. L'anno prossimo andiamo verso il terzo, ci siamo, anche a me fa piacere averti, anzi sei un valore aggiunto anche tu per la nostra categoria di Time e quant'altro. Salutiamo Nicola che non sarà mai Salutiamo già. Nicola che ho chiesto se poteva entrare un attimino per salutare tutti quanti insieme, invece ma non poteva perché era preso con altre situazioni. Grazie alla regia, Jacopo, non dimentichiamocelo che noi parliamo, ma c'è uno su che tutti ci che ci fa parlare, non che ci ascolta. No, perché ascoltare poco. Perché se lui decide, A meno che quando devi intervenire, però. se lui decide, chiude tutto e nessuno ci sente più e di conseguenza. Quindi salutiamo tutti a casa, grazie, è stato un anno bellissimo, fantastico. Ci vediamo l'anno prossimo con la nuova stagione con D-Time, ci vediamo fra qualche settimana con altri nuovi format. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao Lorenzo. Ciao. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it.